Ma oggi c'è stata una cosa importante che è stata la rielezione del CDA che era in scadenza, oltre naturalmente all'approvazione del bilancio che è più che positivo, c'è stata questa rielezione con la riconferma ad una unanimità dell'attuale CDA uscente. Il tema sono i servizi, lo sviluppo che ci sta portando attraverso questo percorso turistico, con la valorizzazione delle nostre colline, attraverso i percorsi, attraverso le piste ciclabili, ci porta per forza a dover discutere di servizi. Ma secondo me siamo impreparati, e lo dicevo prima in assemblea, nel dare un servizio ai turisti che arrivano importante, che è relativo a, sembra poca cosa, ma se il turista che viaggia deve viaggiare in sicurezza, se sa che ha una rottura della macchina piuttosto che una foratura della bicicletta deve avere un pronto intervento, perché se si trova in mezzo alle nostre colline, magari di domenica, diventerebbe spiacevole che non trova un mezzo per poi recuperare e tornare a casa. Beh, diciamo che la nostra operatività è incentrata nel valorizzare il binomio prodotti tipici turismo locale e nella messa in rete delle eccellenze che il territorio ha. Stiamo spendendo le risorse che ci sono state assegnate per il 21-22 nel promuovere dei progetti di sistema per qualificare percorsi e itinerari turistici, quindi nell'area UNESCO realizzeremo nei 17 comuni del GAL degli info point, tutti con gli stessi materiali, con un'immagine coordinata. In Destra Piave puntiamo a completare il progetto 27 castelli, 2 rocche, e anche di qualificare l'antica via Remiera come itinerario turistico. Per i privati puntiamo invece a servizi di qualità per un turismo di qualità, quindi per le attività extra-agricole in ambito turistico, quindi servizi ai turisti, dal noleggio bicicletta, i Vespa Tour, posti letto, bed and breakfast, alla qualificazione degli agriturismi con servizi per i turisti sempre più di qualità, dal wellness a tutto ciò che può far stare il turista meglio. Dobbiamo poi nel 2022 cominciare anche a costruire la candidatura per la programmazione 2023-2027 nella quale il GAL si ricandiderà. Oggi presentiamo anche degli strumenti che mettiamo a disposizione degli operatori locali del turismo, in particolare una guida sulle eccellenze turistiche dei 22 comuni. Questa guida si chiama Esperienze e emozioni da vivere tra Venezia e le Dolomiti e vuol far capire che questo è un territorio che ha un'offerta completa di offerta turistica, natura, sport, cultura, enogastronomia, per cui il turista può veramente stare più giorni e vivere tante esperienze. Insieme a questo anche dei video emozionali e anche un docufilm, che tra l'altro ha anche l'attrice Cucinotta come protagonista, che è già visibile da tutti gratuitamente in Amazon Prime, che si chiama Il vecchio e la bambina. Con questo film comunque organizzeremo diverse proiezioni nel territorio.